Buongiorno, si avvicini al tavolo, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. In piedi, ispettore. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie. Lo potete aiutare a sistemare il microfono? Lei è l'ispettore capo Giuseppe Caico? Sì. Adesso lasci che l'aiutano. Dove è nato e quando è nato? Sono nato a Catania il 5 maggio del 53. Adesso non sono in pensione comunque. Non sono più in servizio. Nel 2010 eri in servizio dove? A Taormina, commissario di Taormina. Commissariato di Taormina. Facevo servizio alle volanti. Prego, PM. Ispettore, buongiorno. Ha già detto che lei era in servizio al commissariato di Taormina, alle volanti. Sì, l'ultimo periodo del mio servizio l'ho trascorso alle volanti, volendo ricordare l'inizio della mia carriera, proprio qui a Milano, fra altre cose. Bene, allora, siamo ai fatti del 28 maggio 2010, vi fu una richiesta di accertamenti urgenti da compiersi nel comune di Letojanni presso il domicilio di Emma Rugg. Sì, mi ricordo perfettamente. Lei è estensore di una relazione di servizio, che è la relazione di servizio del 28 maggio 2010, quindi i fatti sono quelli che lei ha sintetizzato. Vi riferisca, guardando il tribunale, che cosa successe? Dia molto peso agli orari. Sì, no. Lei ce l'ha lì la relazione? Ce l'ha con sé? Cosa? La relazione? No, ma l'ho letta, la so a memoria. Vabbè, ce l'ho io. Ho fatto tutto io, mi ricordo. Se lo ricorda l'intervento? Sì, perfettamente. Verso l'1:30 fummo avvisati dalla centrale operativa, dal collega Emilio Imperiale, che era giunta una telefonata da parte della questura di Milano, dalla centrale operativa, dal capoturno, che chiedeva che fossero effettuati degli accertamenti in merito a contattare una famiglia di extracomunitari marocchini risidenti nel comune di Letojanni, incontrata Torrente San Filippo, perché mi ricordo, forse mi chiamò per telefono perché era una questione magari un pochino particolare, trattandosi di persona che forse era parente dell'ex deposto presidente egiziano. Salì in ufficio, questo magari non l'ho scritto, però sono salito in ufficio e contattai personalmente il collega della centrale operativa di Milano, il collega Coletti, mi disse di chiamarsi così, io non lo so, penso che fosse lui, sicuramente sarà stato lui, e mi spiegò nel dettaglio cosa era successo, che era stata fermata un'extracomunitaria, una marocchina minorenne, priva di documenti e necessitava andare nel comune, nel territorio di Letojanni, in località, come ho detto, Torrente San Filippo, perché bisognava contattare i familiari e vedere se era lei questa persona, perché sembrava che ci fosse stato un interessamento da parte credo della Presidenza del Consiglio, e lì in questura c'era un assessore regionale, la dottoressa Nicole Minetti, e l'accertamento doveva essere un pochino fatto in un certo modo, perché si vede che c'erano degli interessi nazionali. Io non è che mi faccio domande, certo a quell'ora ritenevo giusto comunque che fosse formalizzata da una richiesta non verbale ma formale, e così d'accordo col collega gli dissi è il caso che io devo andare in servizio, magari perderò un po' di tempo, mi devo giustificare perché noi abbiamo degli orari stabiliti, che dobbiamo fare dei controlli come persona agli obblighi o controllo come polizia stradale e il resto. Questo accertamento mi avrebbe comportato un po' di tempo e così mi dovevo giustificare con l'ufficio, ed era meglio che l'accertamento fosse richiesto in modo ufficiale. Arrivo dopo un poco, a che ora? Alle 2:20 credo, 2:15, 2:20, perché io ero in centrale operativa, ho aspettato, non mi sono mosso e così ci siamo messi alla ricerca di questa abitazione. All'inizio pensavamo che fosse un'abitazione di un certo modo, insomma. Quindi scusi ispettore, lei fino alle 2:20 non si è mosso? No, assolutamente. Siamo d'accordo su questo? Sì, assolutamente. Lei prudenzialmente ha aspettato il fatto? No, io non mi sono mosso perché era una questione un pochino che non la capivo bene e ho ritenuto opportuno. Arriva il fax? E allora a quel punto ci siamo messi in zona, abbiamo cercato. Lei è?
io e il collega, un assistente capo, Trimarchi Giovanni, ci siamo messi alla ricerca di questa abitazione pensando che fosse un'abitazione magari particolare. Che cosa esattamente dovevate fare? Dovevamo contattare, cosa dovevate fare esattamente? Dovevamo contattare la famiglia e fare una forma di riconoscimento e vedere un pochino se anche la famiglia intendeva riprenderla, perché visto che forse c'erano dei precedenti al terminale, si era allontanata forse da una casa famiglia, adesso non mi ricordo bene cosa risultasse al terminale. E così ci dissero di vedere un pochino se la ripigliavano e soprattutto di accertare anche la questione della asserita parentela con l'ex presidente Mubarak. E quindi ci siamo messi alla ricerca di questa abitazione all'inizio, perché Letojanni è un paese ricade sul mare, c'ha parecchie zone residenziali, pensando che fosse in uno di questi. Il sottorrente siamo saliti, insomma abbiamo perso un po' di tempo perché non era facile individuarlo. Finalmente, quando ci siamo resi conto che l'abitazione poteva essere l'ultima che c'era rimasta proprio alla foce di questo torrente, ci siamo arrivati con un espediente, abbiamo dovuto guardare pure il fiumiciattolo, meno male che non c'era molta acqua. E ci siamo trovati, cioè abbiamo una volta individuato questa abitazione, ci siamo fatti aprire da questa famiglia che naturalmente, visto l'orario notturno, non è che era ben disposta ad aprire, e poi si sono rassicurati perché ci hanno visto in uniforme, saliti a casa, abbiamo parlato con entrambi i genitori, abbiamo spiegato che la loro figlia, probabilmente se era lei, era stata fermata a Milano in un controllo di polizia e che era priva di documenti. La famiglia non ne aveva documenti, non aveva documenti da esibire in modo da poi da bypassarli ai colleghi di Milano. E poi probabilmente ci ha detto sì, però sappiamo che a Milano ci confortò questa cosa. Poi io gli dissi, ma dico, è il caso che ve la ripigliate sta ragazza, dico, fatela venire perché ancora è minorenne. No, dice sì, è minorenne, però fra poco diventerà maggiorenne e perciò non riusciamo proprio a contenerla. Un pochino erano molto rassegnati. Nonostante... In riferimento a Mubarak furono fatte domande? Sì, quello certo, quella è stata una domanda ben precisa, perché mi fu fatta la richiesta verbalmente, devo dire la verità, perché gliela fu rivolta sia al mio collega imperiale, alla centrale operativa prima, e verbalmente a me telefonicamente. Però per la telefonata con Colletti che lei ha descritto? Sì, certo. Però per iscritto questo passo io non lo trovai, poi. Mi sembrò una dimenticanza, non lo so, non è che io poi mi faccio domande. È una richiesta fatta da miei colleghi. Comunque Colletti le chiese di interpellarli? Certo, sicuramente, domande che io feci espressamente, in qualche modo se c'era una forma di parentela, visto che loro erano marocchini e Mubarak, noi sappiamo che è di nazionalità egiziana e poi era un presidente all'atto del nostro controllo, e loro categoricamente ci dissero che assolutamente non c'era nessun collegamento col presidente Mubarak. Fra le altre cose era una famiglia anche di modeste condizioni, abitavano in un appartamento molto modesto, forse lui faceva il venditore ambulante, perché gente comunque in regola con le norme di soggiorno. Bene, allora lei ricorda, ispettore, lei ha detto che prudenzialmente ritenne di chiedere una richiesta scritta alla questura di Milano, corretto? Sì, affermativo, perché mi sembrava una cosa... prima di muovere una volante voleva... Perché per impegnare una volante come controllo del territorio, anche perché consideri che durante il servizio notturno noi abbiamo diversi obiettivi da controllare. Lei ricorda a che ora arrivò questo fax? Alle 2:20 credo. Lo posso rammostrare, signor Presidente? Prego, è sempre il fax di cui parliamo prima, Sì, fogliazione lo firmava il funzionario di turno, mi disse il collega che lo firmava. Io me lo ricordo molto bene questo episodio, perché poi andai in pensione. Non me lo potevo dimenticare. Lo guardi, lo legga. La voce alta? No. Controlli, lo lega, sì, infatti, prende il suo tempo e ci dica se quello è il fax che arrivò certo, quella notte. Non ci sono dubbi.
Ecco, c'è il riferimento a Mubarak in questo fax? Completamente, non lo trovai neanche quella sera, però io non me la sono posta questa domanda. Dico, ma vabbè. Colletti glielo chiese invece? Me lo chiese a me, ma non solo a me, ma anche all'altro collega Imperiale, a tutte e due. Prima di Imperiale, che era la centrale operativa, e poi successivamente a me. Adesso, ispettore, mi segua attentamente in queste domande. Prima di arrivare in contrada lì dove sta, a Letoianni, presso il domicilio del Torrente San Filippo. Contrada San Filippo, avete guadato il torrente di notte, eccetera, eccetera. Perfetto. Voi avete provato a telefonare in quell'abitazione? Avevate un numero di telefono di quell'abitazione? Questo è un particolare che non ricordo bene, forse sì, ma non mi ricordo. Comunque se ce l'avevamo non abbiamo avuto risposta. Perché dalla sua relazione di servizio non risultano telefonate. No, non mi ricordo, io non credo. Questo è un passo che non mi sfugge. Quindi lei, partendo dal presupposto che gliela ramostro se vuole la relazione di servizio, posso, signor Presidente? Prego, autorizzato. Sì. Ne prenda memoria. Sì. Ne riprenda memoria, contessa. 1,5, esatto. Io ce l'ho anche senza sottolineature, tengo. Allora, qui non c'è traccia di telefonate, non sappiamo nemmeno se questi signori Marug avessero un telefono. Visto che voi non lo scrivete, possiamo dedurne che non ci sono state telefonate? Evidentemente se non c'è scritto io penso che non ho telefonato, altrimenti l'avrei scritto, questo sì l'avrei scritto. Quando è il momento in cui lei comunica alla Questura di Milano l'esito dell'accertamento? Allora, io con la famiglia ci ho parlato intorno alle 4, però l'accertamento l'ho finito alle 4:30, me ne sono andato da quella zona. Benissimo. Però col collega ci avrò parlato prima. Prima a che ora? Dopo le 4, ma 4:10, 4... Quindi, chi è il collega? Coletti, sempre con loro. Colletti. Quindi lei all'ispettore Colletti comunica l'esito dell'accertamento presso il domicilio dei genitori di Elmar Rima dopo le 4 del 28 maggio 2010. Sì. È corretto? Sì, dalle 4 in poi, 4:10, 4:15, no? Adesso non è che mi ricordo il minuto preciso, però che alle 4 dopo abbiamo... le 4. Alle 4. Certo. E il fax di richiesta formale è delle 2:20, quello della Iastrazzi. Sì, potrei aggiungere un'altra cosa, non so se col collega rimanemmo d'accordo perché io a fine servizio comunque devo fare un rapportino, oltre a tutti gli interventi anche per la questione che riguardava come ho fatto. Gli chiesi al collega, dico vabbè, io se vuoi te la mando subito, una copia, se no poi l'ufficio poi provvede, te la manderà, perché una volta che io finisco il mio turno poi gli atti poi vengono vistati dal funzionario, il mio dirigente, che poi provvede a ulteriori incombensi. Io potevo mandargliela subito, lui mi ricordo che mi disse no va bene così, per me va bene così. Lui chi? Il collega Coletti. Colletti vi disse che non gli serviva una relazione? No, dice va bene così. Comunque io lo devo fare perché per me era un atto dovuto. Perfetto, infatti la successiva domanda sarebbe stata questa ed è questa: lei ha informato per iscritto circa l'esito degli accertamenti svolti la Questura di Milano o la sua scala gerarchica? No, io potevo mandargliela subito perché era un atto che potevo mandarglielo informalmente, però l'ufficio attraverso il mio ufficio, attraverso l'ufficio competente, cioè l'ufficio volanti o la giudiziaria, naturalmente dopo che viene vistata dal funzionario, perché funziona così, gli atti poi successivi vengono mandati dall'ufficio, cioè io faccio solo l'atto urgente. Quindi lei è tornato in ufficio e ha fatto la relazione? Sì, ho fatto solo quello, ho fatto anche le altre relazioni. Mi interessa questa relazione a che ora l'ha fatta? L'ho fatta alle 7 di mattina quando ho finito il mio turno. Subito dopo? Immediatamente. Quindi diciamo che i fatti sono di fresca memoria, se li ricorda bene. Certo. Senta, Colletti, quando lei comunica l'esito dell'accertamento effettuato presso il domicilio di Contrada Filippo di Letoianni dei genitori, gli disse a lei Caico, che fine avesse fatto la ragazza, dove fosse? Assolutamente. Non mi informò di niente, per me la questione, io non ho fatto domande, io una volta che ho finito il mio accertamento, per me stava a lui dirmelo, io non è che... Esatto, ma Colletti gli disse se la ragazza era in questura, non era in questura, era stata affidata alla Minetti? Non mi disse niente. Non le disse niente? Niente. Io infatti consegnai tutto all'ufficio che poi penso che avrebbe dovuto, non lo so se l'ha fatto.
avrebbe dovuto fare degli atti successivi. Ma il suo accertamento da svolgersi presso il domicilio di Contrada San Filippo di Letojanni condizionava l'affidamento della minore secondo le disposizioni che le aveva dato Colletti? Cioè era, come dire, condizionante, le disse qualcosa o no? O è quello che lei ha scritto e basta? Sì, magari c'è forse da aggiungere qualcos'altro. Mi disse che era importante perché essendo minorenne e senza documenti c'era una questione di affido ed era buono che si fosse insomma, identificata con certezza per poi vedere anche se la famiglia... Tutto questo io mi sono limitato a fare solo questo, non ho fatto altro. Ma parlando con lei nel corso di queste 2 comunicazioni, sono 2? Le comunicazioni con Colletti? Le comunicazioni con Colletta, sì. Una in ufficio? Con me però. Con lei? Con me sì, sono 2, giusto? Una in ufficio e una... Successivamente l'ho chiamato io, sì. Colletti tornò sulla questione Mubarak, le disse che era una questione di Stato, cercò di specificare... No, io basta, ho finito lì, gli chiesi se avesse bisogno del mio rapportino, magari informale glielo mandavo subito, perché poi ufficialmente glielo doveva mandare l'ufficio, non io. Quindi sostanzialmente si era mossa una volante di notte, recandosi presso il domicilio di questi signori, che mi pare fatiscente questo domicilio, lei abbia descritto, giusto? Sì. Perché bisognava acquisire i documenti e verificare se c'era una parentela con questo Rais egiziano, corretto? È affermativo. È corretto, ecco. Lei poi riferì al suo funzionario, il dottor, come si chiama? Panfino, no, io diedi tutto l'incartamento, poi io vado a dormire, non è che... Sì, certo, era anche stanco. Penso che era lui che mi doveva chiamare, assolutamente. l'ispettore. In seguito di questa vicenda ne avete più parlato? Completamente. Io non ne ho saputo più niente fino a quando non sono stato citato. Non sapevo neanche che ci fossero state... l'ho seguito dal giornale, esatto, dalla televisione, come fanno tutti... Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, per i controesami, difensori. Solo 2 precisazioni. Sì. Allora, buongiorno. Parli bene al microfono. Sì, ci sto al microfono, sì. Ci siamo. L'acustica non è delle migliori. Allora, 2 precisazioni. La prima è, lei contatta la famiglia di Karim El Mahroug, no? Come? Lei ha detto che ha contattato il padre e la madre di Karim El Mahroug e ha detto che erano rassegnati. Sì. Rassegnati a cosa? A che la figlia vivesse fuori dall'abitazione? Sì. Esattamente, erano rassegnati perché da quello che poi ho visto anche dalle risultanze al CED, che questa ragazza era stata molto turbolenta, era stata affidata in diversi centri ma era sempre scappata, poi aveva commesso pure qualche reato, credo. Quindi non hanno manifestato la volontà che la figlia tornasse a casa? No, non ci pensavano proprio. Ci pensavano proprio. Questo è il primo punto. Veniamo al secondo punto, ispettore. Lei ha detto che dopo che ha parlato col collega Colletti, sostanzialmente ha detto mandatemi un atto scritto, cioè questo fatto, no? Mi spiegò l'accertamento. Aspetti un momento la domanda perché questo l'ha detto. Prego, avvocato. La domanda era la conferma, quindi sostanzialmente era... L'ha detto più volte che ha aspettato il fax scritto. Sì, a volte le domande servono anche a preparare quelle successive, insomma, perché... Allora, e quindi sostanzialmente in questo fax che prima le ha... La domanda è, Colletti le disse più o meno le cose che erano già scritte, che poi sono state scritte nel fax, il contenuto della conversazione è coincidente al contenuto del fax, grosso modo? Quale fax? Quello gli fu mandato... Quello fogliazione 286. E quello che prima... Sì, grosso modo sì, mancava solo la parte del... Quindi c'è una coincidenza. La parte del presidente Mubarak. Sì, il presidente Mubarak. Solo quella mancava. Ma sugli altri punti c'era coincidenza? Sì, c'era il fatto che sapevamo che c'era la dottoressa Minetti ed era in questura per via dell'affidamento, questo già ci eravamo sentiti e ci fu spiegato. Ma siccome nel fax c'è anche scritto che il pubblico ministero disponeva che la minore poteva essere affidata, nel caso di specie poi dottoressa Minetti, purché si pervenisse a una sua sufficiente identificazione personale, questa è la
locuzione del fax. Le disse anche questo Colletti? Mi disse Colletti, in grosso, cioè magari qualcosa forse non è che me la ricordo bene, perché poi non la mise manco per iscritto, mi disse appunto che c'era questa questione di identificazione, c'era questo interessamento, c'era questo consigliere regionale che era lì proprio ai fini dell'affido e che era stata informata anche la procura dei minori, mi pare. Perfetto, io non ho altre domande. No, quello sì, mi ricordo che c'era. Grazie. Era una vabbè. Scusi, volevo capire una cosa sugli orari, se me lo consente. Sì, quindi lei, quando è che la prima volta... Può parlare bene al microfono perché mi segnalano che non Chiedo si scusa. sente per la Non registrazione. so se è acceso o non acceso. Sì, ma sono io che parlo male. A che ora lei parlò la prima volta con l'ispettore Colletti? Non viene registrato, avvocato, deve avere... A che ora lei parlò la prima volta con l'ispettore Colletti? Allora, all'1:30 mi chiamò il collega Imperiale, mi avvisò di questa, sono salito al commissariato alle 2 meno 10, meno un quarto, prima che arrivasse il fax. Ho capito. Lei poi l'ispettore Colletti, diciamo, quante volte dopo l'ha sentito? Guardi, io 2 volte sicuro, però potrei averlo sentito magari 3 volte, dico io adesso, 2 volte furono le cose più importanti, cioè quello che mi spiegò un pochino la dinamica e gli accertamenti che dovevano essere effettuati, e la seconda volta quando io lo avvisai che l'accertamento l'avevo finito. Lei, scusi. Però dico, magari l'avrò sentito un'altra volta, dico adesso non è che le ho contate quante volte. La prima volta... La prima volta in centrale operativa. In centrale operativa. Le altre volte lei ricorda le dove altre lo volte, chiamò? Forse una volta alla fine dell'accertamento è sicuro. Non mi ricordo se lo chiamai un'altra volta nel frangente che stavo effettuando. Sì, ma dove? Mi sono espresso. Al cellulare. Finisca la frase per piacere, che stavo effettuando nel frangente che stavo effettuando il colloquio con i genitori di Karima. Lo chiamò in quell'occasione? Non lo escludo, però non mi ricordo bene. Ma lei quando lo chiamò le altre volte? Perché la prima abbiamo accertato che, centrale operativa, che lo chiamò dalla centrale operativa, ma le altre volte lei dove lo contattò? Io lo contattai proprio nel luogo dove stavo effettuando l'accertamento. No, scusi, su quale numero? L'ho scritto. Io non è che mi ricordo. Su questo numero di cellulare? Penso di sì, se l'ho scritto. Quindi tutte le telefonate che lei fece successivamente alla prima furono telefonate che lei fece all'ispettore Colletti su questo numero 338 3253 690. Credo di sì. Che è riportato nella notazione del test? Sì, chiedo scusa Presidente. Credo di sì, che l'ho chiamato lì. E lei lo chiamò dal suo cellulare, immagino, non lo so perché... Sì, io avevo il cellulare di servizio, il mio cellulare di servizio, che allora ce l'avevo, non ce l'ho più. Ho capito. Non so se esce lì, avete dei tabulati. No, perché non risultano telefonate fatte sul cellulare di Colletti, adesso è agli atti il tabulato, non risultano telefonate fatte sul cellulare di Colletti. E allora era un cellulare di servizio, non era di Colletti, perché io non è che so a chi fosse intestato quel numero che ho fatto. Io ho parlato con Colletti, questo so. Poi di chi fosse il cellulare non lo so. Ci sono poi una serie di telefonate che invece risultano essere fatte dal commissariato di Taormina, una per esempio alle 2:20, una alle 3:45, una alle 3:50. Lei non sa chi fece queste telefonate? Perché lei era fuori, mi sembra. Io fuori ero, con la macchina. Grazie, non ho altre domande. Avrò chiamato col mio cellulare di servizio. Posso Prego, fare Pier. qualche domanda in riesame, in conclusione dell'esame? Ascolti, innanzitutto Colletti ha confermato i contatti con lei, ma le voglio dire, a lei risultano i percorsi familiari della minore Maru Karima, cioè agli atti del commissariato lei ha avuto modo di verificare se esisteva un fascicolo aperto su questa ragazza e se vi erano contrasti col padre? Io
nonostante sono stato parecchi anni a fare servizio lì, io con questa famiglia non ho avuto mai nessun contatto di nessun genere. Quello che ho visto poi l'ho visto dalla striscia del terminale, dal centro. Che cosa ha visto? Che c'erano degli allontanamenti, Messina, segnalazioni, forse anche delle denunce per tentativi di furto o altro. Adesso poi non è che mi sono occupato più di C'è tanto. una stazione dei carabinieri alle tuoi anni? Affermativo, sì. Vorrei tornare brevemente su proprio lo specifico incarico che lei ha ricevuto da Colletti. Ci può ricordare proprio le parole precise di Colletti sul punto? Le chiedo forse troppo, il più precise possibile. Io faccio tanti interventi, non è che... Vediamo, se poi l'avessi semmai saputo, l'aiuto con la relazione. Se l'avessi saputo... Vabbè, io mi ricordo che... Così, però non mi sembra un ritornare, questo è un nuovo esame, lui non abbiamo fatto domande di questo tipo, lui le sue domande le ha fatte. Il chiudere l'esame vuol dire chiudere l'esame su elementi nuovi, altrimenti l'esame non finisce mai. Sta ritornando su tutte cose che ci ha chiesto prima. Allora, il controesame, la domanda è ammessa su specificazione delle domande fatte dall'avvocato Di Nacci. Prego PM, se vuole essere, se ricorda con precisione quello che chiese Colletti. Esatto, era questa la domanda. Io in questo caso potrei dire delle cose, ma cronologicamente non posso dirle se mi disse prima una cosa o un'altra cosa. Io mi ricordo la discussione in capi, cioè nelle cose più importanti. Mi ricordo che era stata fermata, che lì c'era No, l'accertamento da svolgere presso sì, la famiglia. La famiglia di vedere se innanzitutto se riusciva a trovare dei documenti per poter riconoscere successivamente la minore, e poi contattare anche la famiglia e vedere un pochino se, visto che ci doveva essere un affido per questa ragazza, se erano disponibili a riprenderla e per la parentela. Sì. Con Mubarak. Ecco, sono tre le circostanze. La domanda è nuova invece, perché della seconda non c'è traccia nella sua relazione di servizio, cioè lei dice alle 2:20 qui perveniva la formale e dettagliata richiesta. Sì, non l'ho scritto questo, perché l'ho fatto verbalmente, però... No, ma va bene. L'importante è che lei si ricordi che qui aggiunge una cosa che non ha scritto, ma se la ricorda. Sì, io me la sto, certo che me la ricordo. Io lo dico in maniera pacifica, quindi conferma che erano tre le richieste: Mubarak, documenti e vedere se c'era una volontà della famiglia a poterla riprendere, essendo minore bisognava affidarla. E lei però era a Milano, la ragazza? Sì, lei era a Milano, certo. Mentre loro erano a Messina, quindi era un po' difficile per affidargliela. Grazie, non ho altre domande. Prego. Quando lei parlò con i genitori, ci è sembrato di capire che i genitori erano al corrente che la ragazza si trovava a Milano? Io penso di sì. Sì. Mi dissero che appunto la figlia si era portata forse a Milano, sì, loro in qualche modo credo che fossero a conoscenza. Non li ho visti sorpresi, ecco. Grazie, può andare. Bene.